amici, ben ritrovati, ve l'avevamo promesso, la Via dei Presepi, puntata speciale, una puntata dedicata, siamo qui a Caerano San Marco, ma a nome di tutti gli amici, i volontari che hanno fatto il presepe quest'anno e che hanno voluto accompagnarci durante tutte queste festività. Grazie mille a tutti, grazie mille a tutti. A nome di tutti facciamo fare anche gli auguri e la presentazione di questo presepe a Mario Valentin, che rappresenta il gruppo di amici che abbiamo qui alle spalle. Ok, allora intanto buongiorno a tutti quanti e auguri anche se in ritardo di buon Natale e buone feste a tutti quanti. Questo qua è un presepio che abbiamo fatto noi qua come gruppo qua di questa zona, di questa contrada, in un posto dove un tempo sorgeva una fontana pubblica e quindi la gente si ritrovava qui per prendere l'acqua e quindi poi chiacchierava e penso dunque che questo sia un posto adatto per costruire questo presepio. È una decina d'anni che più o meno facciamo questo presepio con tutti i materiali un po' riciclati, difatti non c'è niente di particolare, abbiamo tutte cose che abbiamo trovato nelle case, nelle stalle, nei vecchi fienili. E penso insomma che per ricordare un po' le feste di Natale sia giusto in questo luogo dove passa anche della gente che si veda un po' la natività in questo periodo. Ecco. Mario, purtroppo dobbiamo anche dirlo, è pubblico il presepe, quindi ci sono anche atti di vandalismo. Esatto. Non dovremmo neanche dargli visibilità, ma per fargli capire quanta ignoranza c'è, anche qui è accaduto qualcosa di irreparabile. Difatti la notte di Natale abbiamo trovato la sorpresa che al mattino la Madonna non c'era più. Non era una Madonna preziosa, diciamo, però per noi era particolare, insomma, perché dall'inizio abbiamo sempre usato queste statue qua e quindi per noi è un gesto un po' insomma che non si doveva fare, ecco. Comunque rappresenta sempre un simbolo che non dovrebbe essere. Esatto, anche perché diciamo che prima di Natale abbiamo fatto una piccola cerimonia che avevamo benedetto qua il presepio con tutti i bambini che hanno portato Gesù nella culla, ecco, e quindi ci dispiace molto che sia successo questo gesto qua, insomma. Qualche brava persona purtroppo ci ha fatto questo gesto. E speriamo che questa brava persona, vedendo questo servizio, ce lo riporti indietro. Mario, ancora grazie mille, perché veramente io di solito con questa rubrica faccio il giro di quei presepi che hanno visibilità, che sono all'interno di un circuito, però con loro, con questi nostri carissimi amici, ho voluto veramente dire grazie a tutto quello che è il mondo del volontariato, il mondo delle persone che lavorano, che si danno da fare per gli altri senza nulla chiedere in cambio. Quindi Mario, ancora grazie mille, buone feste a te, buone feste ai telespettatori. Adesso facciamo le festività sono finite, però sicuramente tutto il gruppo insieme a me vi diamo appuntamento al prossimo anno, torneremo qui e la Via dei Presepi vi saluta per quest'anno. Buone feste a tutti. Buone feste e auguri di nuovo a tutti quanti.